Pioggia e raffiche di vento, ma il maltempo non ha creato particolari problemi nel bellunese. In tanti hanno tirato un sospiro di sollievo dopo l'allarme lanciato dalle autorità per la perturbazione che tutti aspettavano. La neve è tornata sopra gli 800 mm in tutta la provincia di Belluno. Le previsioni dicono che potrebbe proseguire per l'intera giornata. L'inverno è arrivato anche sulla Marmolada, dove stamane il termometro è sceso a 16,4 gradi sotto zero, portando in alta quota la prima forte brinata della stagione. Da martedì sono previste forti nevicate in quota che potrebbero portare un accumulo di 70-80 cm di manto bianco. Neve attesa come manna dagli operatori del settore alberghiero e degli impianti sciistici alla vigilia dell'apertura stagionale. Dovrebbe piovere e nevicare abbondantemente nei prossimi giorni e speriamo bene, insomma. Niente, per quello che riguarda invece le prospettive della stagione, per quello che sento io sono molto buone, cioè nel senso che le prenotazioni so che sono molte. La neve in arrivo evita le spese per innevare artificialmente con i cannoni, ora si aspettano i turisti. Se tutto procede come previsto, alcune aree apriranno anche il 26. Sono delle piccole zone, il Col Gallina, il Passo Campolongo, qualcosa a Cortina, sono delle piccole zone ma che consentono già un primo approccio con lo sci. Poi dopo, con il 3 di dicembre, diciamo, si apriranno tutte le aree sciistiche del Veneto, per cui se c'è la neve non abbiamo grossi problemi. Con il 3 di dicembre la stagione parte e poi speriamo che tutto vada per il meglio.